Oggi si parla di AIDS nella giornata mondiale con tante iniziative, ma qual è la situazione da un punto di vista medico? Allora, oggi l'attenzione è puntata principalmente sul Covid, no? Per cui abbiamo un pochettino trascurato il problema dell'AIDS. L'AIDS invece è una realtà sempre presente e continua, è la strategia principale per combattere l'AIDS e la prevenzione. La prevenzione significa stili di vita e comportamentali adeguati e l'uso chiaramente del profilattico proprio per evitare il rischio di infezione. Un altro aspetto importante è che i ragazzi utilizzano poco i servizi sanitari di prevenzione, compreso il consultorio, no? Per cui abbiamo la presenza non solo dell'AIDS, ma anche delle altre malattie a trasmissione sessuale, di persone positive che non sanno di essere positive, che quindi possono non solo rallentando la diagnosi ritardano anche la possibilità di una pronta guarigione, no? O di un controllo della malattia, ma possono anche trasmettere infezioni ad altre. Per cui lo scopo di queste giornate, da un lato diffondere il concetto di prevenzione, quindi stili di vita e comportamentali adeguati, e poi l'utilizzo dei servizi di prevenzione dei consultori in primo luogo. Ricordo che nella giornata mondiale dell'AIDS è possibile fare gli screening per le malattie a trasmissione sessuale gratuitamente presso punti prelievo dell'ASPI per tutte le persone dai 18 ai 40 anni. Quindi lo scopo fondamentale di questa giornata è quello da un lato diffondere lo screening e quindi utilizzare proprio questo servizio che stiamo dando, ma dall'altro lato diffondere la cultura della prevenzione e l'utilizzo dei servizi di prevenzione territoriali. Oggi un programma intenso organizzato dall'ASP in collaborazione con diversi club service nella giornata mondiale contro l'AIDS per appunto approfondire la tematica. Ma qual è la situazione anche nella nostra provincia? Allora, nella nostra provincia di Agrigento per fortuna i sieropositivi non sono un numero preoccupante, però oggi la mia presenza è per studiare un po' e presentare meglio l'infezione da HIV nell'ottica che ci fornisce la medicina di genere, perché da alcuni anni si stanno moltiplicando gli studi clinici e quindi abbiamo a disposizione molta letteratura scientifica che ci dimostra come la medicina di genere sia non una nuova branca della medicina, lo sottolineo, ma sia un'ottica ormai trasversale alla medicina che porterà alla appropriatezza delle cure, ad una equità nelle cure e in futuro si spera ad una medicina personalizzata. Quindi io oggi parlerò della infezione da HIV che appunto poi può portare all'AIDS conclamato nell'ottica di genere, perché le donne si è visto che sono particolarmente a rischio per motivi biologici, per motivi sociali, per motivi culturali all'infezione, a contrarre questa infezione rispetto al sesso maschile. Quindi ci sono tante componenti di cui tenere presente, non soltanto il virus in se stesso. Voglio sottolineare la definizione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Medicina di Genere, perché ci fa comprendere il profondo significato appunto di questa nuova visione, e cioè dire lo studio delle influenze che hanno sulle malattie sia le componenti biologiche, sia le quindi differenze biologiche legate al sesso, ma bisogna tener conto anche delle differenze legate al genere, che sono le differenze di tipo sociale, culturale, economico, religioso, cioè tutte delle componenti che si è visto in effetti influiscono sulla incidenza delle malattie, sulla prognosi, sulla risposta alle terapie e in definitiva quindi poi su come va la malattia nell'uomo e nella donna.